Fervono i preparativi per la notte di San Silvestro, ad Agrigento concerto in piazza Vittorio Emanuele tra le polemiche. Verso la stabilizzazione dei contratti dei dipendenti comunali di Palazzo dei Giganti, il segretario generale della CGIL Buscemi sottolinea come rischiava Agrigento di essere l'unica a non stabilizzare. A grandi passi per la messa in sicurezza, valorizzazione e fruizione degli ipogei del territorio cittadino saranno gestiti dai privati. I peluche regalati dai fans della Fortitudo sono stati consegnati dai giocatori biancazzurri al reparto di pediatria del San Giovanni di Dio. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Ormai ci siamo, il conto alla rovescia per l'arrivo del nuovo anno è quasi iniziato, fervono i preparativi ad accompagnare questa sera gli agrigentini nel passaggio al nuovo anno, un concerto in piazza Vittorio Emanuele, ma è subito polemica sia per i soldi spesi sia per il fatto che il famoso rapper scelto ha per questa sera una doppia tappa, la seconda è a Messina, come si discute anche sui giochi pirotecnici. Il servizio di apertura di Margherita Trupiano. Un Capodanno 2020 che si annuncia dai grandi numeri. Grande e adattissima la location scelta, piazza Vittorio Emanuele, ampia, con adeguate vie di fuga, centrale e raggiungibile. Ottima scelta. E in virtù di ciò cambia la circolazione veicolare con divieti di sosta, rimozioni forzate, inversione di alcuni sensi di marcia, chiusura di via Imera all'altezza del Palazzo delle Poste e tanto altro. E ad allietare gli agrigentini ci sarà un beniamino dei giovanissimi, Gheppe Chegno. Del resto gli organizzatori, consapevoli della fuga di giovani non più in età scolare e adulti impossibilitati a vivere in Sicilia e ad Agrigento, schiacciati dalla crisi, puntano all'unica fascia presente in città e provincia, i giovanissimi che ancora vanno a scuola. Grandi numeri, dicevamo, anche nei costi della serata, 60.000 euro, una cifra ragguardevole che viene sottolineato da Giuseppe Di Rosa del movimento Mani Libere, vengono prelevati dalla tassa di soggiorno, sottratti ai servizi per il turismo e utilizzati per il concerto di Pechegno che alla mezzanotte sarà ad Agrigento, secondo quanto afferma Di Rosa, e qualche ora dopo a Messina. Comunque vada, sarà un capodanno con i botti, perché non risulta alcuna ordinanza che li vieti, come invece accade in altre città. Sarà Capodanno 2020 che, seppur si voglia cominciare alla grande e senza badare a spese, ci auguriamo che nel suo prosieguo abbia cura di non fare scappare i pochi coraggiosi rimasti su questa straordinaria e amara terra. Ed è subito pronta la replica del sindaco di Agrigento, Lillo Firetto. Sentiamo. C'è un concerto questa sera del rapper Pechegno, di cui dà conto anche il TG1 in prima serata Rai ieri. È un modo per salutare il 2020. 2600 anni di fondazione di una città non capitano tutti i giorni. È un concerto di fine anno, utilizzando risorse di tassa di soggiorno sui festeggiamenti del 2020, era stato per tempo programmato dall'amministrazione comunale, poiché il soggetto attuatore dei festeggiamenti del 2020, che metterà dentro una porzione di risorse della tassa di soggiorno previste dalla consulta e programmate in un verbale oramai di un anno fa, e vedrà l'integrazione, come ha visto l'integrazione, di risorse dell'ente parco, quindi non fondi di bilancio. Sindaco, una domanda, ma perché si fa il passaggio tramite il parco per spendere soldi della tassa di soggiorno? Prima domanda. Seconda, perché i soldi della tassa di soggiorno vengono spesi per un concerto? Allora, intanto i soldi della tassa di soggiorno non vengono dati al parco, i soldi della tassa di soggiorno li spende generalmente il Comune. Nella ripartizione delle risorse programmate su Agrigento 2020 è stata individuata una porzione da far spendere al parco archeologico, il quale si farà carico di integrare con risorse proprie, di modo da avere una regia unica sulle iniziative che si fanno, e si evita, come tante volte è accaduto nella nostra città, che si programmano 5 iniziative nello stesso giorno, negli altri giorni non si fa niente. Tutto abbia una filosofia unica d'azione
e quindi crediamo che nella logica di collaborazione che da sempre abbiamo cantato, ente parco, città, cucitura tra il parco e la città, questo sia il miglior risultato. Ma lo stesso vale per quanto riguarda Mandorlo in Fiore. Da tempo il Comune non aveva tassa di soggiorno, lo ha delegato al parco, che ha realizzato Mandorlo in Fiore, credo con risultati che sono buoni. Questa collaborazione tra città e ente parco va sempre di più implementata in una logica collaborativa. Vorrei dire che quest'anno poi questo è andato anche oltre, perché tante associazioni hanno capito che qua non bisogna recitare a soggetto, non bisogna fare rete. Le tante iniziative natalizie, abbiamo realizzato in città 153 eventi, sono figlie di che cosa? Sono figlie una porzione del comune, una porzione l'ha fatto l'ente parco, un'altra porzione l'università, tante associazioni di volontariato e perché no, le tante parrocchie che hanno operato. Anzi, trovo l'occasione qui per ringraziare coloro che hanno fatto regia in questo senso, quindi per il parco, i vertici del parco dal punto di vista operativo, per il comune l'assessore e vice sindaco Elisa Virone, che hanno realizzato finalmente un cartellone unico, evitando che ognuno andasse per conto proprio. Si apre il concerto a mezzanotte, ci saranno degli interventi prima di alcuni ragazzi che hanno voluto salutare con noi il nuovo anno, ci saranno 2 cantanti agrigentine, giovani, brave, promettenti, melodiche, ci sarà poi Noce de Fuego con Marco Catalano, ci sarà poi Gue Pequeño e a seguire un gruppo di giovanissimi rapper di cui sentiremo certamente parlare. E ad attaccare il sindaco Firetto e anche l'associazione Mani Libere con in testa Giuseppe Di Rosa. Sentiamo. Giuseppe Di Rosa, ecco, lei ha sollevato attraverso un comunicato stampa e dei documenti quanto costerà il concerto di Capodanno. Ma sì, innanto bisogna dire una cosa, a chiarimento di tutto quello che accade. Un concerto a Capodanno ci può stare, una bellissima manifestazione di Capodanno ci può stare, ma andare a spendere 60.000 euro per il solo Gue Pequeño, un emerito sconosciuto per una fascia di età che sarebbero quelli che partecipano alla notte di Capodanno, per poi sentirsi dire sempre che ad Agrigento non ci sono soldi, e questo è già un problema. Se poi questi soldi, così come deliberato dal parco archeologico, vengono dalla tassa di soggiorno versata da parte del comune con una delibera che è questa, per 120.000 euro nelle casse del parco, c'è chi, come il sindaco, dice che non c'è nessun motivo di nessuno, è solo perché così il parco organizza un unico cartellone. No, la verità dobbiamo dirla ai cittadini. Il parco non ha necessità di effettuare gare, così come è scritto nella delibera del parco, guardate, proposta di determina, su proposta di una società che si chiama Piemonte Unico con partita IVA, lasciamo perdere, non la facciamo vedere, per l'organizzazione dello show musicale rapper Gue Pequeño. Capodanno 31/12/2019, 60.000 euro dalla tassa di soggiorno, più 5.000 euro dallo sbigliettamento della valle, sono 65.000 euro più tutti i servizi che dovrà mettere il comune a disposizione per la manifestazione. Metteteci pure 3 giorni di mancato incasso, più quando smonteranno, 4 giorni di mancato incasso dei parcheggi, calcolate voi quanto sta costando l'attività che si farà questa notte di campagna elettorale. Nessuno può dirmi che sto sbagliandomi, è una campagna elettorale iniziata, è una campagna elettorale per una questione di candidature a sindaco. C'è chi utilizza i canali propri, c'è chi utilizza i canali istituzionali e purtroppo i soldi dei cittadini di Agrigento. Sono l'unico che dice queste cose? Io vorrei dire che forse sono l'unico che riesce in questa città a metterci la faccia. Tanti cittadini non lo fanno, tanti giornalisti, mi spiace dover ammettere, stanno al loro posto passando solo ciò che gli passa l'ufficio del sindaco, e Agrigento a questo punto
vuole cambiare? Agrigento vuole il cambiamento? Agrigento oggi ci sono gli schieramenti e c'è chi dice una cosa e c'è chi ne dice un'altra. La realtà è davanti agli occhi di tutti. Agrigento è in uno stato di abbandono assoluto e i soldi ci sono stati, ci sono e ci saranno. Per cosa spenderli? Io li spenderei per la città. C'è chi ad oggi, e con questa notte lo ha dimostrato, li spende solo per fare fumo. Sequestrati circa 150 kg di prodotto ittico non tracciato in cattivo stato di conservazione, formalizzate 3 notizie di reato ed elevate 5 sanzioni amministrative per un importo pari ai 9.000 euro. Si è conclusa l'operazione complessa denominata Mercato Globale, un'intensa attività di prevenzione e controllo condotta dalla Guardia Costiera da Natale a ieri. L'operazione ha visto impegnati gli uomini e le donne della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle al comando del capitano di fregata Gennaro Fusco, in una serie di controlli lungo l'intera filiera ittica fino alla tavola dei consumatori per garantire sulle tavole non solo l'arrivo di prodotti idonei al consumo e pertanto potenzialmente non pericolosi per la salute umana. Gli accertamenti sulla filiera ittica, oltre che in mare, sono stati condotti sulla grande distribuzione come pure sui piccoli esercizi commerciali, ristoranti e pescherie. Un tavolo provinciale con tutti i sindaci, con l'arcidiocesi, da svolgersi in prefettura per discutere della condizione economica e sociale della provincia e provare tutti insieme a trovare una soluzione. Questa è la richiesta inoltrata oggi dai segretari provinciali di CGIL, Cisle-Will, Buscemi, Gallo e Acquisto, che hanno inoltrato una lettera al prefetto Dario Caputo affinché convochi un incontro allargato con i primi cittadini che abbia al suo centro il tema annoso della carenza di assi viari di un certo tipo del territorio. A nostro giudizio, una delle cause principali degli atavici mali che affliggono la nostra provincia, quali la disoccupazione, la povertà, la mancanza di servizi e di sviluppo, dicono, è rappresentato dall'isolamento infrastrutturale del nostro territorio. È difficile immaginare investimenti e sviluppo di un'area che per collegarsi alle aree metropolitane e agli aeroporti più vicini necessita, nelle migliori ipotesi, dalle 2 alle 3 ore di percorso. Genio civile, conclusa la seconda fase dei lavori sulla rete ipogeica di Agrigento con l'individuazione di tratti della rete sui quali intervenire con lavori finalizzati alla messa in sicurezza e alla valorizzazione, ma anche ai fini di un'auspicata fruizione turistica. Il nostro direttore Arturo Cantella. Tra gli argomenti oggetto del bilancio di fine anno dell'attività del Genio civile di Agrigento, diretto dall'ingegnere capo architetto Rino Lamendola, di particolare rilievo c'è da sottolineare il lavoro svolto dall'ufficio sugli ipogei della città. Nello specifico sono quelli di Acquamare e del Purgatorio, giunti già alla seconda fase di realizzazione, finalizzati sia alla messa in sicurezza che un domani alla fruizione turistica della città. Gli ipogei sono circa di 1200 metri, il lavoro è stato consegnato già al comune di Agrigento che provvederà a indire il bando di gara per la loro messa in sicurezza. Per quanto riguarda gli ipogei siamo davvero lieti di avere mantenuto le promesse, abbiamo concluso la seconda fase del cronoprogramma già stabilito in occasione dell'insediamento del tavolo dello scorso mese di maggio e lo abbiamo fatto individuando negli ipogei del Purgatorio e dell'Acquamara i tratti della rete ipogeica che attraversa il sottosuolo agrigentino in cui intervenire prioritariamente per una messa in sicurezza e per una valorizzazione anche ai fini di una auspicata fruizione turistica di alcuni tratti di questi ipogei. Ma contestualmente non ci siamo limitati a questo, abbiamo contestualmente redatto tutti i documenti di gara, in particolare il capitolato prestazionale, abbiamo redatto il cronoprogramma, abbiamo redatto il bando per l'affidamento a liberi professionisti del rilievo del sottosuolo agrigentino, soprattutto quello in corrispondenza degli ipogei, del Purgatorio e dell'Acquamara, per uno sviluppo totale di 1200 metri.
Adesso, grazie alla documentazione che abbiamo prodotto noi attorno al tavolo, che è stata prontamente consegnata al Comune di Agrigento lo scorso venerdì, il responsabile unico del procedimento dei lavori, l'ingegnere Di Francesco del Comune di Agrigento, potrà avviare le procedure di affidamento di questo servizio per il rilievo del sottosuolo e non appena avrà acquisito questi rilievi del sottosuolo agrigentino per quanto riguarda i 2 ipogei, il tavolo riprenderà i lavori con la redazione dei progetti esecutivi che saranno pronti sicuramente entro la fine di luglio e che saranno finanziati con fondi del Ministero dell'Ambiente in capo al Comune o con fondi comunitari in capo alla Regione, tutto questo puntando sulla sensibilità, sulla grande attenzione posta sulla tematica degli ipogei sia da parte del sindaco Firetto che da parte del presidente della Regione Musumeci in occasione di una recente visita qui al Genio Civile di Agrigento. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. La Regione Sicilia è quest'anno la prima ad aprire il periodo dei saldi il 2 gennaio, ma la stagione degli sconti dovrebbe rivelarsi più fiacca dell'anno scorso. I particolari nel servizio. La Regione Sicilia è quest'anno la prima ad aprire il periodo dei saldi il 2 gennaio, mentre nella stragrande maggioranza delle altre regioni i saldi partiranno il 5 gennaio. Ma tra SMS, telefonate e email ai clienti, vendite a saldo e presaldi con sconti anche sino al 40%, la verità è che i saldi sono iniziati già da tempo. Federconsumatori Sicilia invita alla prudenza. La proiezione è che circa il 48% delle famiglie siciliane faccia acquisti a partire dal 2 gennaio e fino alla fine dei saldi. La spesa media per la famiglia sarà di circa 208 euro, con un conseguente giro di affari ipotizzato che sfiora i 200 milioni di euro. Ma si tratta di numeri che potrebbero non trovare piena conferma nei fatti. Il problema piuttosto è che con il proliferare delle offerte e degli sconti è sempre più difficile isolare i commercianti che fanno i furbi. La raccomandazione più importante sui saldi è quella di verificare, prima della loro partenza ufficiale, il prezzo del prodotto che si intende acquistare, anche fotografandolo con il cellulare, per avere una prova certa del prezzo originario. Solo in questo modo sarà possibile valutare la reale convenienza dell'acquisto e evitare le furbate di qualche commerciante scorretto. Non fermarsi mai davanti alla prima vetrina, confrontare i prezzi. Diffidare dalle vetrine tappezzate dai manifesti o che reclamizzino sconti eccessivi pari o superiori al 60%. I saldi possono non interessare necessariamente tutta la merce del negozio. Attenzione alla presenza delle etichette. Occhio al cartellino del prezzo, che deve essere indicato su ogni prodotto. Non esiste l'obbligo di far provare i capi. Da giugno 2014 i commercianti hanno l'obbligo di accettare il pagamento con carte di credito o bancomat tramite POS per cifre superiori a 30 euro. Conservare sempre lo scontrino quale prova di acquisto, in caso di sostituzione o rimborso. Per gli acquisti online è consigliabile acquistare presso siti conosciuti e prestare molta attenzione alle condizioni di vendita. Problemi o bufale devono essere subito denunciati ai vigili urbani, all'ufficio comunale e per il commercio o rivolgendosi presso le sedi territoriali di Federconsumatori Sicilia. Il Consiglio Comunale di Agrigento approva il bilancio previsionale 2019 con 10 voti favorevoli, 5 contrari e 4 astenuti. Diverse le problematiche che si sono susseguite durante il Consiglio Comunale, non ultimo l'inserimento di una nota di spesa di 800.000 euro legata alla raccolta differenziata. La seduta del Consiglio è stata seguita anche da numerosi dipendenti precari del Comune. La loro situazione con l'approvazione del previsionale va verso la stabilizzazione dei contratti. Il nostro direttore Arturo Cantella. Conferenza stampa stamani del sindaco di Agrigento Lillo Firetto che afferma approvato il bilancio via alla stabilizzazione dei precari, un traguardo per Firetto raggiunto con l'allineamento di tutti gli strumenti finanziari. È il successo, continua Firetto, di un'azione amministrativa e politica responsabile. Non abbiamo dato retta ai gufi né a chi invocava già nel 2015 la dichiarazione di distesto quale unica via d'uscita. Oggi, se avessimo dato ascolto a quei consigli, non potremmo parlare di stabilizzazione del personale
personale precario che attende da più di 20 anni. Questo è frutto dell'opera di risanamento su cui l'amministrazione si è impegnata sin dal principio, ripianando i debiti di 38 esercizi finanziari, una zavorra, conclude il sindaco, indegna, trascinata per anni senza che mai qualcuno se ne assumesse la responsabilità di mettere a posto i conti. Abbiamo sofferto, ma oggi la soddisfazione è nostra, ce l'abbiamo fatta tutti, andiamo avanti. Saranno immessi oggi stesso al completamento dell'attività di rete che è prevista con il Ministero, un'operazione che è iniziata come caricamento sin dalle 3 del pomeriggio. L'avvio definitivo evidentemente era all'approvazione di tutti i documenti contabili. Avvenuto questo, oggi il verbale è la determina di immissione in servizio. Così 180 persone potranno tirare un sospiro di sollievo e dire fine alla parola di condizione precariato. Agrigento rischiava di essere l'unico comune a non stabilizzare. Sentiamo il segretario regionale della CGIL, Alfonso Buscemi. Un'azione di sostegno e di pungolo alla stabilizzazione dei precari è stata svolta dai sindacati agrigentini della Triplice, che in tante manifestazioni fatte nel tempo, sia davanti al Comune che presso la sala consiliare in assemblea, hanno protestato per raggiungere la soluzione del problema. Sull'argomento abbiamo sentito anche il parere del segretario generale provinciale della CGIL agrigentina, Buscemi. Finalmente si sono poste in essere tutti gli adempimenti normativi per adesso gli uffici procedere con la contrattualizzazione. Un merito va dato certamente alla Presidenza del Consiglio e a tutti i singoli consiglieri che hanno contribuito a questo risultato. Ricordiamo che sono rimasti tutta la nottata lì per le votazioni, la vigilia di Natale erano lì e va apprezzato questo loro lavoro in maniera particolare perché, avendo fatto io il consigliere comunale, so bene cosa significa rinunciare alla propria prerogativa politica di esaminare, approvare o bocciare alcuni atti politici che non si condividono. Questo consiglio comunale è stato messo con le spalle al muro, prendere o lasciare, facendo ricadere tutta la responsabilità che non avevano su di essi per arrivare a questo obiettivo. Con grande senso di responsabilità i consiglieri comunali hanno rinunciato a questa loro prerogativa politica, approvando questi atti in zona Cesarini, e adesso finalmente si volta pagina. Vede, il comune di Agrigento, che è arrivato all'ultimo istante utile, è rimasto il terzultimo dei comuni in provincia di Agrigento, perché solo 2 non hanno stabilizzato, uno ci arriverà fra qualche giorno, e quindi rischiava il comune di Agrigento, al netto di quei 4 comuni in provincia che sono in dissesto e non possono assumere, di essere l'unico comune in provincia di non assumere. Ce l'abbiamo fatta, un merito a tutti questi lavoratori che grazie alla loro presenza ai lavori del Consiglio Comunale hanno consentito anche la corretta, onesta e giusta pressione nei confronti di chi doveva approvare questi atti. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato i disegni di legge di rendiconto 2018 e d'assestamento di bilancio 2019. C'è il servizio. Approvato il rendiconto e l'assestamento di bilancio. Il via libera dell'Assemblea regionale siciliana grazie al voto dei deputati di maggioranza. Nello specifico il rendiconto è passato con 26 voti a favore, l'assestamento con 31. Come a vigilare e comunque a dar forza e importanza al voto, era presente in aula anche il presidente della regione Nello Musumeci. Dall'opposizione il PD ha dichiarato voto contrario nel corso della seduta, mentre i 5 Stelle si sono astenuti. Come era prevedibile, non sono mancati momenti di tensione. L'opposizione ha infatti attaccato duramente il governo. Abbiamo votato contro un assestamento di bilancio, il commento ai deputati del PD, che ha messo in evidenza tutti gli gravi errori contabili, finanziari e amministrativi del governo Musumeci. Si continua ad andare avanti a tentoni, senza una strategia né un indirizzo politico. Se non fosse stato per il senso di responsabilità del governo nazionale, che pochi giorni fa ha permesso la spalmatura e il disavanzo, oggi avremmo una regione ad un passo dal fallimento. Abbiamo inoltre espresso, aggiungono, la nostra più ferma contrarietà alla scelta del governo di non utilizzare i 27 milioni di euro inizialmente accantonati, dando così un'ulteriore colpa a diversi settori, a cominciare dal mondo dell'agricoltura, del lavoro, della cultura e dello sport. Altrettanto critico il Movimento 5 Stelle, che si è chiesto come si possa pensare di risolvere i problemi dei conti siciliani affidandosi a chi in passato aveva già guidato l'economia.
Chiaro il riferimento al vicepresidente della regione, nonché assessore al bilancio Gaetano Armao. A prendere le difese dell'esecutivo sono intervenuti, tra gli altri, Totò Lentini, da poco passata a Fratelli d'Italia, e la capogruppo dell'UDC Eleonora Locurto. Con convinzione, ha detto, l'UDC ha dato il voto favorevole al rendiconto 2018 e all'assestamento di bilancio, consapevole che il governo Musumeci ha fatto un lavoro straordinario nel rendere chiara la situazione finanziaria della regione, dialogando con il governo Conte, sostenuto da chi all'Arse e all'opposizione. L'azione del governo Musumeci sta rimettendo in salvo i conti pubblici regionali, che miglioreranno certamente anche grazie alle importanti riforme che si stanno ponendo in essere. Nuove nomine ai vertici di 3 province siciliane, Siracusa, Caltanissetta ed Enne. Il presidente della regione Nello Musumeci e l'assessore agli enti locali Bernadette Grasso hanno disposto che a Siracusa si insedia come commissario della provincia Domenico Percolla. Già questore di Siracusa, a Caltanissetta la dirigente regionale Rosalba Panvini, in carica da 3 anni, è sostituita dal capo del Genio Civile nisseno, l'agrigentino Duilio Alongi. A Enne infine subentra Girolamo Di Fazio, che ha retto per 6 mesi il comune di Termini Imerese. Musumeci commenta ai 3 nuovi commissari che reggeranno gli enti fino alle elezioni provinciali di primavera l'augurio di buon anno e buon lavoro. Ammonta a oltre 2 milioni di euro il finanziamento di cui beneficerà il centro storico di Ioppolo Giancaxio per un piano di riqualificazione dell'intera area. Il finanziamento riguarda via Calvario, Tunisi e Kennedy. Quasi 350.000 euro saranno destinati alla rifunzionalizzazione dei fabbricati, 200.000 euro andranno alla riqualificazione urbana, mentre quasi 150.000 euro per l'illuminazione pubblica. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Ancora fiamme nella notte d'Agrigento. Dopo Villa Seta 3 auto sono andate a fuoco a Fontanelle in via Alessio Di Giovanni. Pare che l'incendio si sia sviluppato in un monovolume Kia di proprietà di un direttore di un supermercato e poi si è esteso alle altre 2 macchine, una Peugeot 208 e una Matiz Chevrolet, che erano posteggiate vicine. Sul posto i vigili del fuoco di Agrigento e i carabinieri della Città dei Templi, che stanno indagando sulle cause dell'incendio, se di matrice dolosa o di matrice accidentale. Scomparso dall'ospedale di Messina l'8 dicembre, proseguono le ricerche del 59enne Giuseppe Russo. Vediamo. Proseguono da giorni le ricerche del 59enne Giuseppe Russo, che nella notte dell'8 dicembre scorso si è allontanato dall'ospedale Papardo di Messina. Da quel momento non si hanno più notizie dell'uomo. Il 59enne sembra essere scomparso nel nulla. L'uomo ha lasciato la propria camera di degenza indossando soltanto un pigiama blu e delle pantofole marroni. Da allora Giuseppe Russo sarebbe stato avvistato da alcuni cittadini in 5 differenti circostanze. 4 segnalazioni lo collocavano nell'estrema zona nord della città di Messina, l'ultima, dello scorso venerdì, lo posizionava invece nel centro cittadino, tra la via Cesare Battisti e la via Tommaso Cannizzaro. In occasione dell'ultimo avvistamento, Giuseppe Russo, noto per tanti amici con il nome di Pippo, aveva una barba lunga e incolta e indossava un lungo giaccone di colore marrone o verde e dei pantaloni larghi. Le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Messina, che ha attivato il piano di ricerca delle persone scomparse, sono condotte dai carabinieri della compagnia Messina Centro e vedono impegnate varie componenti operative che hanno già setacciato la zona nord della città di Messina, in particolare le località Acqualadroni, Tono, Timpazzi e Torrefaro, dove erano stati segnalati i primi 4 avvistamenti. Poiché Giuseppe Russo potrebbe essere in stato confusionale e potrebbe aver bisogno di cure mediche e assistenza, l'invito rivolto a tutti i cittadini è quello di contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112 in caso di suo avvistamento. I giocatori della Fortitudo Moncada, accompagnati dal direttore sportivo Christian Maier al reparto di pediatria di Agrigento per incontrare i baby pazienti. Vediamo. Terzo anno che la Fortitudo viene a trovare i miei bambini degenti nell'unità operativa complessa di pediatria da me diretta. Un momento di allegria, i molti pelucci che hanno recuperato al Pala Moncada in una delle loro partite hanno arricchito il ben ricco già patrimonio di giochi che abbiamo nella nostra ludoteca. Che dire, grazie a Salvatore Moncada, grazie ai giocatori, grazie al direttore tecnico, il momento che loro vengono
vengono qua sicuramente è un momento di felicità per loro, perché ieri hanno battuto la capolista il Biella e hanno la speranza che dalla 2 possono arrivare alla 1. Sarebbe un momento di felicità per tutta Agrigento, visto che in campo sportivo abbiamo bisogno di assumere dei ruoli che sono di pertinenza per la nostra bella città. Salve a tutti, finalmente abbiamo portato i teddy bear all'ospedale San Giovanni di Dio, al reparto pediatria, come solitamente usiamo fare. Siamo felici di averlo potuto fare entro la fine dell'anno. Abbiamo fatto la manifestazione del teddy bear il 15 di dicembre contro Tortona e niente, siamo veramente felici, siamo venuti qui con la squadra per regalare dei sorrisi a dei bambini che in questo momento stanno soffrendo. Si chiude così l'ultima edizione del telegiornale del 2019, domani 1° gennaio 2020 i nostri notiziari non andranno in onda, l'appuntamento con le informazioni ritorna giovedì 2 gennaio, grazie per la gentile attenzione e buon anno, a presto.